Nel giorno in cui celebriamo la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, anche noi siamo chiamati a morire al peccato per risorgere alla vita nuova, riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli, di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello divino, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, che nella Pasqua del tuo Figlio hai offerto agli uomini il patto della riconciliazione e della pace, donaci di testimoniare nella vita il mistero che celebriamo nella fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro e Giovanni stavano parlando al popolo dopo la guarigione dello Storpio, quando sopraggiunsero i sacerdoti, il comandante delle guardie del Tempio e i Sadducei, irritati per il fatto che essi insegnavano al popolo e annunziavano in Gesù la risurrezione dei morti. Li arrestarono e li misero in prigione fino al giorno dopo, dato che ormai era sera. Molti però di quelli che avevano ascoltato la parola credettero e il numero degli uomini raggiunse circa i 5.000. Il giorno dopo si riunirono in Gerusalemme i loro capi, gli anziani e gli scribi, il sommo sacerdote Anna, Caifa, Giovanni, Alessandro e quanti appartenevano a famiglie di sommi sacerdoti. Li fecero comparire davanti a loro e si misero a interrogarli. Con quale potere o in quale nome voi avete fatto questo? Allora Pietro, colmato di Spirito Santo, disse loro: capi del popolo e anziani, visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio recato a un uomo infermo, e cioè per mezzo di chi egli sia stato salvato, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele
nessun altro c'è salvezza. Non vi è infatti sotto il cielo altro nome dato agli uomini, nel quale è stabilito che noi siamo salvati. Parola di Dio. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Prendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Dicano quelli che temono il Signore, il suo amore è per sempre. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci in esso ed esultiamo. Ti preghiamo, Signore, dona la salvezza. Ti preghiamo, Signore, dona la vittoria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore. Il Signore è Dio, egli ci illumina. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri 2 discepoli. Disse loro Simon Pietro: io vado a pescare. Gli dissero: veniamo anche noi con te. Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: figlioli, non avete nulla da mangiare? Gli risposero: no. Allora egli disse loro: gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. La
La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!» Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontani da terra, se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù: «Portate un po' del pesce che avete preso ora». Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si spezzò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?», perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti. Parola del Signore. Lode a te, Cristo. Sabato scorso abbiamo celebrato la Veglia Pasquale, la quale è iniziata con l'accensione del cero pasquale. Subito dopo questa azione è stato cantato il preconio, la solenne preghiera con la quale si annuncia la risurrezione del Signore. Ad un certo punto si inneggia al Signore vivo in quella preghiera con queste parole: «Egli ha pagato per noi all'Eterno Padre il debito di Adamo e con il sangue sparso per la nostra salvezza ha cancellato la condanna della colpa antica». Questa verità è ripresa anche qualche riga dopo, dove più avanti per l'appunto si legge: «Davvero era necessario il peccato di Adamo, che è stato distrutto dalla morte del Cristo. Felice colpa che meritò di avere un così grande Redentore». Queste parole antiche mettono in luce uno dei tratti caratteristici del mistero pasquale, quello della riconciliazione. Gesù infatti, soffrendo, morendo e risorgendo, ha messo pace tra il cielo e la terra, dopo che il cielo e la terra erano stati divisi all'inizio della storia dell'umanità dalla disobbedienza di Adamo. Gesù dunque è il nuovo Adamo, colui che è stato chiamato ad unire, a pacificare, a riconciliare appunto quanto il vecchio Adamo aveva invece diviso. Questo mistero che celebriamo nella ricorrenza annuale della Pasqua è un dono che riceviamo da Dio e che siamo chiamati a testimoniare con la nostra vita nelle parole e nelle opere. Noi questa sera, in questa celebrazione eucaristica, desideriamo chiedere al risorto che aiuti ciascuno di noi a vivere concretamente questa riconciliazione che deve riguardare ciò che anima ogni nostra giornata. Proviamo a pensare alle relazioni, cioè ai rapporti nei quali ci giochiamo, con Dio prima di tutto, ma poi con gli altri e infine con noi stessi. Come potremmo allora riconoscere che questo dono della riconciliazione e della pace è entrato a far parte della mia relazione con il Signore? Quando sarò in grado di vivere il mio rapporto con il Signore non più con il timore o con il sospetto, ma piuttosto con la fiducia e la confidenza. Come
riconoscere che questo dono della riconciliazione e della pace è entrato a far parte della mia relazione con gli altri, quando ognuno di noi sarà capace di vivere il proprio rapporto con gli altri, non più all'insegna dell'egoismo, ma piuttosto con l'accoglienza e con l'amore. Come potremmo allora riconoscere che questo dono della riconciliazione e della pace è entrato a far parte, in ultima analisi, della relazione con noi stesso, quando ognuno di noi sarà capace di accettare con serenità ciò che ognuno di noi è nel bene e nel male, convinto di essere un tesoro prezioso davanti a Dio. Ecco appunto questo triplice impegno, con Dio, con gli altri e con noi stessi. Quando saremo capaci di vivere tutto questo, allora vuol dire che saremo diventati testimoni di quel passaggio. Pasqua per l'appunto significa passaggio, che dentro di me, dentro ognuno di noi, ha prodotto questa vita nuova, questa risurrezione, che ognuno di noi è chiamato a realizzare ogni giorno con impegno costante e generoso. Ora però ci chiediamo, questa buona notizia, questo Evangelo, per così dire, della riconciliazione pasquale, come è stato testimoniato dagli Apostoli, quelli della prima ora? E a rispondere a questa nostra domanda giunge la prima lettura tratta dagli Atti degli Apostoli, dove abbiamo visto anche noi gli Apostoli colti proprio da Luca nell'atto di annunciare questo Vangelo. E possiamo notare come essi facciano tutto questo con una caratteristica, cioè senza compromessi né sconti, ma piuttosto con una assoluta radicalità. Gli Apostoli, da dove viene questa radicalità? Gli Apostoli sono certamente convinti che c'è un unico nome che è fonte di salvezza, e questo nome è Gesù. Vedete, anche noi che siamo impegnati in questa missione apostolica dell'annuncio della riconciliazione, che noi siamo chiamati a vivere tutto questo dentro di noi e anche fuori di noi con radicalità. Questo vuol dire che l'annuncio del Vangelo non può essere anacquato, non può andare incontro a saldi di fine stagione, come la tentazione che stiamo vivendo in questi giorni. Non può essere ridotto a poca cosa, soprattutto davanti a incomprensioni, davanti a difficoltà, davanti a persecuzioni, no. La fedeltà al Vangelo e al suo contenuto è una virtù fondamentale di ogni apostolo, di ognuno che si vanta, positivamente si vanta di esserlo. Un passo in avanti, chiediamoci ora perché gli apostoli sono così radicali. Sono radicali perché sono dei fondamentalisti? No. Il cristiano per sua natura non potrà essere fondamentalista se per fondamentalista intendiamo qualcuno che in nome di Dio uccide colui che ritiene essere un infedele, no? Gli apostoli sono radicali nel loro annuncio del Vangelo e della riconciliazione pasquale perché sono convinti che solo nel nome di Gesù c'è salvezza, non da altre parti, solo nel Signore e nel Signore risorto. Allora, se questo è vero, è stato vero per loro 2000 anni fa, ma anche noi siamo discepoli del Signore, allora questo deve valere anche per noi. Per noi è vero questo?
che solo nel nome di Gesù c'è salvezza? O forse nella nostra vita notiamo che magari ci sono anche altri nomi in cui riponiamo speranze di salvezza? Nomi di persone, per esempio, nomi di cose, nomi di situazioni, nomi di circostanze magari alle quali ci aggrappiamo quasi fossero capaci di salvare la nostra vita. E anche in questo periodo così strano, così particolare, anche noi andiamo in cerca di salvezza. E per cercarla a chi ci appigliamo? Ci appigliamo alla politica? Ci appigliamo ai governanti? Ci appigliamo alle banche, alla finanza e alle speculazioni? Ci appigliamo all'Europa? Dov'è che cerchiamo questa salvezza? Questa occasione che il coronavirus ci sta dando è proprio un'opportunità dove tornare a quell'unico nome, l'unico, non ce ne sono altri, l'unico nome in grado, quello di Gesù, di salvare la nostra vita, di garantirci un futuro migliore, certamente, un futuro di risurrezione. E per questo facciamo il passo allora di abbandonare tutti gli altri nomi che questa salvezza non ce la garantiscono, o semplicemente ce la garantiscono a parole, ma poi nei fatti scopriamo che non è così. Nel Vangelo che abbiamo ascoltato poi troviamo un'altra apparizione di Gesù ai suoi discepoli. C'è stato narrato in modo particolare da Giovanni la terza apparizione di Gesù ai suoi discepoli, quella sul mare di Tiberiade. E tra i vari apostoli ne emergono due, Pietro e Giovanni, ed emergono loro due con i loro diversi atteggiamenti nei riguardi del risorto. Mentre infatti Giovanni intuisce, Pietro parte e va. Interessante quanto dice San Giovanni Crisostomo, appunto commentando questo episodio, dice così: ognuno resta fedele al proprio carattere. Uno aveva maggior penetrazione, l'altro maggior vivacità. Giovanni fu il primo a riconoscere Gesù, ma Pietro fu il primo ad andargli incontro. Così comprendiamo che in Giovanni c'è l'amore, in tutti e due, sia in Giovanni che in Pietro in verità, c'è questo amore, solo che scorga in due modalità diverse. In Giovanni c'è l'amore che contempla e unisce, mentre in Pietro c'è l'amore che invece agisce con generosità e con intraprendenza. Qualcuno potrebbe dire che questi due atteggiamenti sono separati. No, non sono per nulla separati, sono piuttosto complementari questi due atteggiamenti, non c'è nessuna separazione, non c'è nessuna opposizione che tengano. E allora anche ognuno di noi deve essere un po' Giovanni e un po' Pietro, possibilmente contemporaneamente, cioè anche la nostra vita deve conoscere queste due caratteristiche dell'amore: contemplazione, che si sofferma a guardare e a gioire per la presenza dell'amato, e dall'altra parte l'amore che è azione, che è slancio, che segue l'amato dovunque egli va.
Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Compie in noi, Signore misericordioso, il mistero che è significato in questo scambio dei doni pasquali, perché dalle gioie e dai travagli della terra possiamo levarci al desiderio di te, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito, in alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno, nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui, il vero agnello, che ha tolto i peccati del mondo. È Lui che, morendo, ha distrutto la morte e, risorgendo, ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo Dio Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi veramente la sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie,
lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo celebrato il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e che convocata nel giorno glorioso della risurrezione del Cristo Signore nel suo pieno corpo. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe, il Vescovo Ovidio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati anche dei nostri fratelli che oggi vediamo il battesimo e la confermazione sono entrati a far parte della tua famiglia. Fa che seguano Cristo tuo Figlio con animo generoso e ardente. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Antonio Adonicus nel suo anniversario, di Maria, di Nino Gottardi e di tutti i tutti che si affidano alla tua clemenza. Ammetti di avere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono gratuiti, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Preghiera per la comunione spirituale per coloro che non si accostano alla comunione sacramentale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria, ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, delle anime sante del Purgatorio e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Preghiamo. Proteggi, Signore, con paterna bontà, il tuo popolo che hai salvato con il sacrificio della croce, e rendilo partecipe della gloria del Cristo risorto, e di vivere regna nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera per il cardinale Petterenko, arcivescovo di Esztergom, Budapest e primate dell'Ungheria, per implorare la misericordia di Dio in questi tempi di epidemia. Signore Onnipotente, Dio dei nostri padri, ti rendiamo grazie per il mondo che hai creato, per rendere possibile la vita dell'umanità. Ti rendiamo grazie per tutta la ricchezza
perché siamo sopravvissuti, nonostante ogni forza distruttrice, e siamo capaci di giungere a sempre nuove scoperte sul nostro mondo e su noi stessi. Ti ringraziamo perché possiamo lottare, sia individualmente sia in comunità, per la nostra sopravvivenza e per rendere la nostra vita sempre più bella e ricca di significato. Ma prima di tutto ti ringraziamo per averci chiamati alla vita eterna e perché con la morte e la risurrezione redentrice di Cristo, nostro Signore, hai aperto per noi la via dell'eterna beatitudine. Quando ci colpiscono delle calamità naturali, contro le quali non riusciamo ancora a difenderci con le nostre sole forze, possiamo sperimentare che la nostra vita è sempre nelle tue mani. Ti supplichiamo umilmente di aiutare gli uomini della scienza a trovare il prima possibile l'antidoto alla presente epidemia. Dona a quanti guidano le nostre società l'accortezza di poter arginare con i provvedimenti adeguati la diffusione delle infezioni, di promuovere la prevenzione e la cura della malattia, nonché la predisposizione di strumenti efficaci per quanti ne hanno bisogno. Dona la tua misericordia e l'eterno riposo a quanti sono morti a causa della malattia. Dona la guarigione ai malati. Dona forza e benedizione ai medici e al personale sanitario per il loro coraggioso impegno. Rafforza in noi la fede, la speranza e la carità, affinché possiamo sostenere con ogni aiuto spirituale e materiale i malati e i parenti che sono nell'angoscia o nel fa che con i nostri comportamenti responsabili possiamo contribuire anche noi a prevenire la diffusione della malattia. Perdona, Signore, ogni nostro peccato commesso in pensieri, parole, opere e omissioni. Santissima Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Beatissima Vergine Maria, salute degli infermi, prega per noi. Amen. Il Signore sia con voi, benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.